Ben ritrovati cari amici per questo nuovo appuntamento con il meteo. La fase autunnale quasi invernale, visto l'entrata di aria più fredda, interesserà ancora nei prossimi giorni gran parte dell'Italia. Oltretutto bisognerà anche attendere la prossima settimana il probabile arrivo di aria molto fredda su vari comparti del nostro territorio. Ma fermandoci a questo weekend, partirei subito con una mappa in quota circa 5.500 metri che ci fa vedere l'instabilità. È incentrata su sabato, con i colori sull'arancione si indica appunto l'instabilità e si può notare come l'Italia sia appunto avvolta da questa forma circolare. Si tratta in gergo tecnico di una goccia fredda che appunto interesserà il nostro territorio, che quindi dispenserà tempo parecchio incerto. Facciamo un flash per quanto riguarda il nord-est. Questa mappa è incentrata alla volta di sabato per far vedere come sabato il tempo sarà brutto, specialmente nella mattinata e parzialmente solo nel pomeriggio, con i simboli della neve sulle zone montuose che localmente potrebbe scendere anche al di sotto dei 1000 metri. Meglio andranno le cose invece per quanto riguarda la giornata di domenica. Dunque siamo inseriti in questa fase di tempo incerto che ci terrà compagnia per gran parte del weekend e, come accennavo prima, teniamo d'occhio la possibile irruzione fredda ben più accentuata di questa che interesserà l'inizio della prossima settimana. Con ora ho detto tutto, auguro a voi tutti un buon fine settimana e, se avete tempo e voglia, ci vediamo nel prossimo appuntamento.